Costruire un cammino comune di autodeterminazione per Sardegna e Catalogna, è questo l'obiettivo al centro del confronto a Cagliari tra la leader di una delle principali associazioni indipendentiste catalane e i vertici dell'Assemblea Nazionale Sarda. Gaia Rau. Sono molto onorata che l'Assemblea Nazionale Catalana, che è un'associazione della società civile indipendentista, è stato utile per la creazione dell'Assemblea Nazionale Sarda. Elisenda Palusi è la presidente dell'Assemblea Nazionale Catalana, fra le principali organizzazioni indipendentiste della Catalogna. Ieri a Sant'Elia ha incontrato l'Assemblea Nazionale Sarda guidata da Valeria Serreli per testimoniare gli eventi recenti che hanno caratterizzato il cammino di autodeterminazione catalano fino all'arresto proprio in Sardegna di Carles Puigdemont. La repressione politica che ha bloccato un po' la situazione in Catalogna, però che non ha riuscito a acabare, a finire con il movimento indipendentista che è forte e che guagna le elezioni nella Catalogna. Obiettivo dell'incontro: valorizzare la solidarietà fra popolo sardo e catalano e rintracciare gli elementi comuni per costruire un percorso condiviso di libertà ed emancipazione. Vogliamo appunto siglare un patto di collaborazione perché in futuro si mantengano dei rapporti di solidarietà reciproca anche nelle istanze internazionali. Le nostre nazioni senza Stato devono avere voce in Europa e abbiamo bisogno di stringerci intorno a questa necessità.